Buongiorno, ci troviamo a Cormons e quello che avete appena visto, quei 10 secondi circa di musica, era una clip del trombonista Gianluca Petrella e del pianista Giovanni Guidi che inaugureranno questa sera Jazz and Wine. L'inaugurazione però è inusuale, non sarà a Cormons come di solito ma a Villa Manin alle 20:45. Chiediamo al presidente del Circolo Controtempo, Claudio Corrà, che organizza questa importantissima rassegna, come mai la scelta di fare l'inaugurazione a Villa Manin? Cercavamo un luogo di prestigio storico del Friuli Venezia Giulia per cominciare alla grande il festival che è arrivato alla 17ª edizione e quindi abbiamo avuto la disponibilità del Villa Manin per questo concerto che sarà una chicca, in quanto ci saranno anche delle improvvisazioni sulle proiezioni del Main Ray, la cui mostra è ospitata in questo tempo a Villa Manin. Dopo Petrella e Guidi il festival riprende giovedì 23 ottobre a Gorizia con Uroš Perić Perry e poi prosegue fino a domenica 26 ottobre con il gran finale del trio israeliano Avishai Cohen. Ma chi sono poi gli altri grandi nomi che portate a Cormons? In tutto saranno 13 concerti importanti. I clou si terranno al teatro, il luogo storico per il Festival Jazz and Wine, teatro comunale di Cormons, nelle serate del venerdì con Bill Frisell che presenterà il suo nuovo album, e poi il sabato con questa cantante proveniente dalla Corea che abbiamo portato l'anno scorso per la prima volta in Friuli al Volo del Jazz di Sacile, e gli appassionati ci hanno richiesto di poter ascoltare ancora, e il gran finale sarà domenica con il Avishai Cohen, con il trio classico di jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria. Ecco, brevemente, Jazz and Wine è diventato il promotore di un marchio jazz del Friuli Venezia Giulia che riunisce i grandi festival del jazz regionali, ma quest'anno vi siete anche allargati, fate una rete nazionale. Quali sono i vantaggi? Allora, la collaborazione tra i vari addetti ai lavori che organizzano jazz è fondamentale in questi periodi. Si parla di sinergie, quindi l'idea che ha avuto Controtempo l'anno scorso è di mettere insieme gli organizzatori storici del jazz in Friuli, e abbiamo trovato parecchie organizzazioni che hanno accettato questa nuova modo di concepire la programmazione, e l'esempio del Friuli Venezia Giulia è stato preso addirittura in Italia perché è stato creato un marchio che si chiama e-Jazz a cui partecipano le 30 organizzazioni più grandi d'Italia, con proprio il fine di poter collaborare, di scambiarci musicisti e quant'altro. Ecco, e Controtempo ha avuto anche una bellissima idea, un regalo per noi, ci hanno portato due musicisti che sono anche soci del circolo. Si tratta di Edoardo Conti Zanetti, chitarrista argentino, e del percussionista Jacques Sentens. Innanzitutto Jacques Sentens ci presenti un po' i suoi strumenti. Allora, io sono percussionista soprattutto specializzato in cose afrocubane, peruviane e venezuelane anche. E ho anche costruito, visto che siamo in tema, delle percussioni per tanti anni con l'aiuto di un bottaio, il famoso bottaio Egidio Lancerotto, che è adesso in pensione, e utilizzando le doghe dei vecchi barili, no? Si prendevano le parti migliori, no? Ancora buone, e si costruivano quello che mostrerò qua dietro, che è queste congas qua, e che ho avuto il piacere di avere gli strumenti firmati da Giovanni Hidalgo e da Miguel Angá Diaz, due enormi percussionisti. Ecco, noi avremo piacere di sentire questa musica
tra una ventina di minuti circa. Adesso sentiremo intanto la chitarra di Edoardo Conti Zanetti. Che cosa ci suonerà? Buongiorno, suonerò un pezzo mio che si chiama A tus mañanas, è una libera ispirazione di una cadenza ritmica che si chiama chacarera, una musica tipica dell'Argentina. Sentiamo. Con noi in piazza c'è Luciano Patati, il sindaco di Cormons. Sindaco, per la comunità di Cormons cosa porta Jazz & Wine? Rappresenta senz'altro una grandissima opportunità, perché la nostra città ha la possibilità di farsi conoscere da quelle centinaia di visitatori che noi possiamo contare alla fine del prossimo fine settimana, che dormiranno appunto nella nostra città, nei nostri agriturismi, nei nostri hotel, e quindi potranno anche fruire del nostro ambiente, quindi del nostro territorio, non so, passeggiando sul Monte Quarin, utilizzando le piste ciclabili che ci sono, e naturalmente anche godere della nostra storia. Visitare il castello sul monte, visitare le nostre ben 500 che abbiamo sul nostro territorio, visitare le numerosissime chiese, ce ne sono 3 o 4 di epoca medievale, e quindi poter vedere come il nostro territorio sia stato conservato e abbia mantenuto. Su questo territorio investite molto, ad esempio avete rinunciato a costruire sul territorio della ex caserma Amadio e lo state trasformando in parco. Perché questa scelta? È stata una scelta che noi abbiamo voluto fermamente, proprio perché riteniamo che la nostra città non abbia più bisogno di nuove edificabilità, ma anzi possa recuperare degli spazi appunto per farne dei parchi. L'area della caserma Amadio è un'area enorme, sono circa 6,5 ettari, che noi abbiamo destinato a parco urbano attrezzato, e quindi un luogo dove i cittadini possono passare il loro tempo, passeggiare, e quindi per fruire e quindi godere, diciamo, di questa opportunità. Sindaco, Cormons è stata da sempre una città di confine. Prima qui c'era il confine tra l'impero asburgico e il regno italiano, poi il confine tra Italia e Jugoslavia, adesso con la Slovenia. Come vivete storicamente questa vostra presenza, questa vostra peculiarità? Diciamo che siamo sempre stati terra di confine, proprio perché ancora prima, diciamo, ci sono state le guerre fra le truppe del patriarca contro quelle dei conti di Gorizia, e poi dei veneziani contro gli imperiali. Oggi siamo ancora terra di confine, ma diciamo che le nostre popolazioni qui hanno convissuto
veramente molto bene, proprio perché diciamo, fra italiani e sloveni che vivono al di qua e al di là del confine c'è sempre stata grande disponibilità, siamo legati non solo da rapporti di amicizia ma anche da rapporti di parentela, quindi da sempre, diciamo, la collaborazione economica, culturale c'è fra le due comunità, e difatti noi da oltre 40 anni diciamo, siamo gemellati con il comune di Dobrovo Medana. Ritorniamo nell'enoteca sociale, una cooperativa di Cormons che è partecipata anche dal vostro comune. Sì, ci troviamo appunto in questa enoteca che c'è una curiosità, è stata fondata, cioè l'idea di fondare questa cooperativa è partita 30 anni fa da una donna che si chiamava Vittorina Guerra. Jazz and Wine appunto è un importante volano per l'intero territorio che è vocato alla viticoltura, in primis per il Coglio che ha 1500 ettari vitati ad hoc. Dal consorzio ci dicono che si producono 6 milioni di bottiglie, ma chiediamo a Giulio Valentini di Controtempo quante persone riesce a coinvolgere e a portare a Cormons la rassegna Jazz and Wine. Ormai lo sappiamo perché sono 17 anni che subiamo questa bella invasione, che succede sempre nell'ultimo weekend di ottobre. Ormai sappiamo che arriveranno circa 5-6 mila presenze. Molti di questi, direi quasi la maggior parte, arrivano da fuori regione, e la maggior parte di quelli che arrivano fuori regione arrivano da fuori nazione. Parliamo di molti austriaci, sloveni, croati, tedeschi, lussemburghesi. Anni fa veniva un gruppo simpaticissimo di 12-14 finlandesi, insomma inglesi, da tutta Europa vengono qui per vedere questo festival, fermandosi 3-4 giorni, mangiando, bevendo anche volentieri il nostro. Dove si fermano, dove trovano alloggio queste persone? Sempre sul territorio? Certamente, sul territorio fino all'esaurimento dei posti, perché è veramente tutto esaurito, quindi negli agriturismi, nei bed and breakfast e in tutta quell'accoglienza soprattutto di tipo familiare, che poi, così come anche un po' di tipo familiare l'accoglienza che noi facciamo nell'ambito del festival, che fa sentire tutti i visitatori un po' a casa, ed è quello forse il segreto del rapporto anche di lunga durata con gli spettatori, che ormai costituiscono quasi una grande famiglia. Ancora una domanda, la scelta di organizzare questa rassegna in autunno è un po' un modo per destagionalizzare, per allungare l'estate? Sì, certamente. Consideri che noi a suo tempo facciamo anche una rassegna estiva, ma ci siamo resi conto che l'estate veramente ha già una ricchezza tale di proposte culturali, di avvenimenti, che rendeva veramente superflua la nostra, e quindi abbiamo deciso proprio di spostare a ottobre, che peraltro è una stagione bellissima qui in Friuli e soprattutto qua sul Coglio. Le colline si presentano con i 1000 colori dell'autunno, le viti hanno ancora le loro foglie che si colorano di rosso, giallo, insomma è una tavolozza di colori che credo che partecipi alla festa complessiva, e la gente viene volentieri certamente anche per questo bel paesaggio. E ora sentiamo invece da uno dei protagonisti, dal presidente del Consorzio del Coglio, come è andata questa annata nel servizio di Walter Scherk. È stata sicuramente un'annata particolare, un'annata diversa rispetto alle ultime annate che abbiamo raccolto. È stata un'annata unica come tutte le annate con le quali comunque noi produttori ci confrontiamo annualmente, letteralmente. In un'estate umida, in un autunno piovoso, cosa avete fatto in vigna e cosa farete adesso in cantina? Sicuramente è stata un'annata difficile, come detto prima, perché comunque i lavori fatti da tutti i produttori sono aumentati. C'era una gestione del verde estremamente importante, quindi una gestione comunque dell'uva importante. Cosa significa? Dover pulire comunque le uve guaste o le uve che non erano perfette, quindi selezionare al massimo le uve per portare in cantina dei prodotti, quindi delle uve di un grande livello qualitativo. I produttori per questa annata piovosa si lamentano molto, lei usa però soltanto l'aggettivo particolare? Ma io sono dell'idea che i grandi territori emergono nelle annate difficili, nelle annate facili è semplice un po' per tutti. Io personalmente posso affermare che comunque
le condizioni, le uve raccolte, ripeto, ribadisco quello detto prima, sono sicuramente più leggere, meno alcoliche, ma comunque le uve erano molto belle. Abbiamo raccolto delle uve che erano veramente importanti e di un livello qualitativo valido, quindi continuo ad affermare il concetto che i grandi territori vengono fuori nelle annate difficili. Il Coglio è un grande territorio e quindi sicuramente emergerà o potrà dire la sua anche in questa particolare annata. Che vino sarà? Quest'anno, da quello che posso assaggiare, da quello che mi raccontano i miei colleghi produttori, sono vini sicuramente un po' più leggeri sotto un profilo alcolico, quindi avremo vini che avranno delle gradazioni leggermente più basse rispetto alla media, con delle acidità più buone, quindi vini più freschi, in un certo senso più immediati, anche se nel contempo potrei dire che in determinate annate, in annate più fredde, si trovano dei vini veramente di grande livello qualitativo che magari si comportano molto bene con l'andare degli anni. Questo influirà sulle vendite? Il mercato del vino è una costante in un certo senso, dubito che influisca, sicuramente diventa un argomento nuovo per noi, alla fine ogni anno noi dobbiamo argomentare, raccontare quello che noi abbiamo fatto, come è stata la stagione, quindi diventa un modo ulteriore per dialogare, in fin dei conti il nostro mestiere è raccontare il lavoro che facciamo e anche quest'anno avremo parecchi argomenti comunque da poter utilizzare. Per voi produttori un'iniziativa come Jazz & Wine cosa significa? Beh, sicuramente è un'iniziativa importante, in fin dei conti si parla di musica, arte e vino. Vino è arte perché comunque i produttori nel Coglio, quindi nella zona che io rappresento, sicuramente lo vivono come un'arte, come un qualcosa di proprio, come un qualcosa nel quale si vuole esprimere un po' la propria capacità di produrre o un qualcosa in più, non è semplicemente un vino, una bevanda, è un modo di esprimersi in fin dei conti, quindi quello che poi fanno gli artisti con le loro opere. Come divulgare quest'arte? Beh, già di per sé questa è una sinergia che comunque porta ad affermare la musica e il vino. Poi di iniziative ce ne sono tante, si possono fare tante cose sicuramente. Il vino comunque si muove, spiega, racconta con le attività dei singoli produttori, ma con un'attività poi alla fine raggruppata nell'ambito di un consorzio. Quindi l'attività di comunicazione, l'attività di incoming di giornalisti, ogni degustazione che ogni produttore fa quando si propone ai propri clienti di per sé è un modo per proporre i vini delle proprie aziende, ma anche comunque i vini del territorio e affermare quindi un marchio territoriale che di per sé è la ricchezza di tutti. Con me c'è Rodolfo Rizzi, presidente degli Assenologi, nonché anche da poco direttore della cantina di Cormons, ma da enologo le chiediamo come sarà questo 2014, soprattutto quanto bisognerà ancora lavorare in cantina. Ma sicuramente questa è stata un'annata, come abbiamo sentito poc'anzi, molto difficile per quanto riguarda l'aspetto climatico e premierà chi ha lavorato bene in campagna, ma soprattutto chi sta lavorando bene in cantina. Dobbiamo ricordare che la qualità nasce sì sicuramente in campagna, però noi abbiamo anche la fortuna di avere ormai delle cantine con un'alta tecnologia e soprattutto abbiamo anche delle grandissime professionalità sia da parte dei viticoltori ma anche da parte dei tanti enologi che sono all'interno della nostra struttura lavorativa. Dobbiamo ricordare che la regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad essere una grande patria per i vini, è anche sede di due importanti istituti scolastici, la scuola di Cividale che forma grandi enotecnici e l'Università di Udine che sta formando enologi non solo provenienti dall'Italia ma anche provenienti da tutto il mondo. E adesso le chiedo forse una cosa che è un po' una leggenda metropolitana, ma insomma per chiarirci un po' le idee. È vero che nelle annate difficili si usa più anidride solforosa e che è effettivamente una sostanza antiossidante, una sorta di conservante per il vino. E poi che cosa significa quando su una bottiglia leggiamo contiene solfiti? È la stessa cosa? Allora, quando leggiamo, intanto partiamo dall'ultimo, quando leggiamo solfiti vuol dire che all'interno di quel prodotto c'è un quantitativo anche minimo di anidride solforosa. Dobbiamo tenere ben presente che i lieviti durante la fase di fermentazione ne producono naturalmente una piccola quantità.
Molte volte il vino viene portato ad esempio come eccesso di presenza di solfitti al suo interno, però è un errore molto molto grave. Da una parte perché i produttori già da molti anni hanno questa sensibilizzazione all'abbassamento quasi totale dell'utilizzo di questo antiossidante, e dall'altra perché i grandi quantitativi di antiossidanti sono, ahimè, all'interno di tantissimi prodotti dell'agroalimentare che magari sono anche mal segnalati nelle etichette. Ecco allora che l'aggiunta di grande professionalità assieme alla tecnologia che dicevo prima basta per abbassare il contenuto di anidride solforosa all'interno dei vini. Telegraficamente c'è una grande novità sul mercato del vino che riguarda i tappi. Qui sul Coglio i vignaioli hanno investito tanto sull'immagine anche con una nuova bottiglia e con il tappo tradizionale a sughero, mentre vediamo che si sta imponendo sempre di più il tappo a vite. Brevemente la differenza o i vantaggi? Allora noi dobbiamo partire che abbiamo una cultura molto tradizionale, quindi noi siamo legati alla presenza del tappo sughero sulla bottiglia, però dobbiamo anche vedere i mercati esteri, soprattutto i mercati del nord Europa, dove stanno richiedendo sempre più questa chiusura alternativa che è il tappo a vite. Ci sono dei grandi vantaggi per quanto riguarda sia l'uno che l'altra tipo di tappatura, e ci sono anche e soprattutto dei grandi riscontri qualitativi. Ecco che quindi la chiusura a sughero o la chiusura a vite, se il vino all'interno è un vino di grande qualità, così poi rimarrà anche nel tempo. Bene, noi adesso passiamo alla musica. Che cosa ascolteremo questa volta? Adesso faccio Urban Tango. La crisi economica ha colpito anche qui a Cormons, purtroppo.
I commercianti e gli artigiani di questa cittadina hanno però deciso di unire le forze per superare questo momento difficile e hanno creato una nuova associazione, Cuormor. Paolo Vecchietti, ci può spiegare cosa avete fatto? Sì, buongiorno intanto. Allora, l'associazione Cuormons nasce da un progetto che è stato voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche finanziariamente e anche dalla nostra amministrazione comunale, in questo caso di Cuormons, sempre finanziariamente, per cercare di ridare un rilancio al tessuto commerciale, artigiano e terziario della nostra città. Quindi il nostro progetto, il nostro intento è quello di cercare in qualche modo di portare un messaggio di voglia di fare, di voglia di creare, qualcosa che praticamente ci serva a rilanciare il commercio, come ho detto, è l'artigianato locale e anche tutte le nostre caratteristiche che sono quelle anche enogastronomiche e anche quelle del vino, per cercare di ricreare questo tessuto commerciale che nel tempo si è andato un po' perduto. E quindi adesso noi in tutti i modi cerchiamo di sviluppare tramite manifestazioni, tramite nuove idee che stiamo sviluppando, che stiamo anche cercando di creare anche per il Natale, per cercare di coinvolgere sempre di più sia la cittadinanza che anche gente che viene da fuori e vuole scoprire quello che è Cuormons e quello che ha da offrire. Quante sono le imprese coinvolte in questa iniziativa? Allora, guardi, domani ci sarà una giornata storica, diciamo, per la nostra associazione, perché finalmente raggiungiamo le 100 iscrizioni con l'apertura di una nuova attività commerciale e festeggeremo questo 100° iscritto, diciamo, all'associazione, che per noi è un traguardo positivo perché ci dà lo spirito per poter andare avanti e credere in questo progetto. Il vostro slogan è Cuormons, un centro commerciale naturale. Esatto, diciamo che noi abbiamo giocato un po' con le parole di cuore e Cuormons, perché diciamo il cuore è il simbolo anche dello stemma di Cuormons, quindi abbiamo usato la parola cuore giocando con la parola Cuormons per creare questa associazione con il nostro simbolo che è quindi il cuore, perché cerchiamo di metterci veramente il cuore in quello che facciamo e quello che abbiamo intenzione di fare ancora. Ma la cultura vi porta guadagno, porta clienti, porta soldi? Io credo che la cultura sia una delle cose principali che noi dobbiamo sviluppare anche proprio in un progetto che può essere poi alla fine commerciale. Infatti noi, come abbiamo detto, sosteniamo la cultura come Jazz and Wine e sosteniamo anche quest'anno, siccome comunque noi siamo un'associazione nuova, non abbiamo ancora neanche un anno, quest'anno saremo all'interno di Cuormons Libri, che è una manifestazione ormai consolidata da anni a Cuormons, che ha portato tantissimi autori di livello anche nazionale, e quindi noi sosteniamo queste idee perché credo che la cultura sia la cosa fondamentale, diciamo, per poter sviluppare poi tutto il resto e tutte le idee che possono venire fuori anche nel commercio, insomma. E ritorniamo proprio all'interno dell'Enoteca per parlare di Cuormons Libri. Sì, Cuormons Libri è un'altra rassegna importante. Nell'anno scorso ha portato circa 10.000 persone a seguire gli incontri proposti dall'associazione presieduta da Renzo Furlano. Qual è il programma di quest'anno e quando inizia? E inizia il 27 novembre già con un concerto blues, poi proseguirà per altri 3 giorni fino al 30 con 3 giornate dedicate alla donna. Poi la sessione effettiva di Cuormons Libri inizierà giovedì 4 dicembre e si protrarrà fino al 14 dicembre. I personaggi, che posso anticipare qualcuno, oltre che diciamo un'anteprima di un spettacolo teatrale che parlerà della matanza, paragonata alla matanza degli migranti, ci saranno Claudio Fava, Dino Zoff, Francesco Guccini, Loriano Machiavelli. Per questo spettacolo ci sarà Cécile Kyenge, Flavio Caroli. In più ci saranno ogni sera degli spettacoli, musica, si interesseranno le scuole di ogni grado, dalle superiori alle materne, ci saranno 1300 ragazzi, studenti che saranno interessati alle proposte di Cuormons Libri.
E io qui la devo fermare perché dobbiamo dare ancora spazio ai musicisti e prima dei saluti, quindi ringraziamo tutti gli ospiti e anche tutta la troupe dell'ITA 97 e Edoardo Veglia che in redazione ci ha dato una grossa mano.